Grazie per i complimenti, è molto importante perché era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi a inizio stagione, eravamo partiti per vincere o per stare tra le prime due, abbiamo vinto, tanto meglio. Quest'anno però, al contrario dell'anno scorso, è stato sicuramente più faticoso, è stata una corsa estenuante, anche perché abbiamo guadagnato la testa del torneo già alla prima di ritorno e quindi abbiamo tirato una volata lunghissima che è durata 15 giornate, quindi siamo arrivati abbastanza stanchi, diciamo. Guarda, senza falsa modestia, non ci sentiamo i favoriti per la fase a playoff, perché adesso inizia un torneo nel torneo dove non sempre i veri valori possono uscire fuori, perché in una partita secca ci può stare un infortunio difensivo, ci può stare un calcio di rigore, un'espulsione, ci può stare una luna storta di qualche giocatore. Il test più attendibile è la regular season, dove uno viene da una prova di 30 partite e là ci sono i valori assoluti. Veniamo dall'esperienza dell'altro anno dove pensavamo che magari 16-17 giocatori bastassero per portare a termine una regular season, invece abbiamo capito che ce ne vogliono 22, 23 e tutti di alto livello. Stasera eravamo un po' corti, ma per un po' corti, se essere un po' corti vuol dire venire in 10 al campo, magari fosse sempre così. La rosa è questa, dove chi sta anche solo nella rosa, anche se non viene convocato, sono tutti giocatori di prima scelta, dal primo portiere all'ultimo, al 25esimo giocatore. Quindi questo è il segreto del Cotton Club, tutti giocatori di altissimo livello, non alto, altissimo.